Tra i molti tesori d'Oriente che Marco Polo avrebbe portato in Italia, troviamo anche i caratteri mobili. Questa notizia si trova ad esempio nella pagina di Wikipedia dedicata al medico e tipografo feltrino Panfilo Castaldi. In realtà questa notizia si basa su uno scambio di nomi, perché Panfilo Castaldi aveva sposato una Caterina, figlia di Damiano da Pola, il cui vero cognome era Damiano de Valle. Quindi l'associazione nasce da una sovrapposizione indebita tra Polo e da Pola. Si tratta di un falso che ebbe un certo successo nel 1800 e che è stato contestato. E del resto Marco Polo nel Milione non parla mai di tecniche di stampa del libro. Il primato quindi spetta ancora a Gutenberg.